Serie B-Win. Tutti i colori della passione. C'è sul piatto una bella fetta di promozione diretta in Pescara Torino, scontro al vertice della 40esima giornata della Serie B-Win. Entrambe reduci da 4 vittorie di fila, le squadre di Zeman e Ventura mettono di fronte anche il miglior attacco contro la miglior difesa del campionato. Pescara col tridente classico Sansovini, Immobile e Insigne, Torino con la novità Pasquato, mentre in avanti giocano Antenucci e Sgrigna, abruzzesi chiamati anche a invertire il trend negativo contro i Granata, vincenti in 6 degli ultimi 8 precedenti. Si comincia forte all'11° e già Pescara in vantaggio, lancio illuminante di Verratti, Insigne fa fuori D'Ambrosio e mette alle spalle di Bonussi. 18° gol in campionato per il talento classe 91, 7° nelle ultime 5, il 37° in carriera e soprattutto a segno per la 5ª gara di fila Lorenzo Insigne. Da riammirare però il lancio di Verratti, ormai in orbita Juve. La risposta del Toro con la punizione di Pasquato al 20°, pallone che termina di pochissimo alla destra di Ragni, oggi sostituto di Anania. Dopo 40 secondi, errore di Verratti che spiana la strada, un'altra conclusione sempre di Pasquato, questa volta con tanta potenza, appena alto. Zeman dà indicazioni ai suoi, ma il suo Pescara è una macchina da guerra, 18 gol fatti e 2 subiti nelle partite prima del big match contro i Granata. Al 28° da azione d'angolo il colpo di testa imperioso di Ogbonna, c'è grande tempismo, non c'è però grande potenza, conclusione centrale. Alla mezz'ora allora il cross di Zanon a rifornire Immobile che prende bene posizione, non riesce però ad angolare il pallone, ringrazia il Torino che rimane in partita. È sempre Pescara al 36° con il grande lancio sempre di Verratti per Cascione, Darmian recupera, rimedia in qualche modo in calcio d'angolo. Al 37° si mette in proprio Nielsen con il bolide dalla distanza dai 25 metri, al lato però la conclusione del danese. 3 gol nelle ultime 4 partite. Ancora Pasquato sul calcio di punizione, sorprende la barriera del Pescara, non Ragni che riesce a rimediare, a correggere sul palo la traiettoria del prodotto, anche lui scuola Juve, ma arriva il colpo del KO del Pescara al 47° con Ciro Immobile sul cross di Zanon, capitalizza al meglio. 27° gol in campionato per il 22enne Bomber, 9 nelle ultime 10, 14° all'Adriatico, 20° gol segnato nelle ultime 5 partite dal Pescara di Zeman, arrivato a quota 86 gol stagionali. Nella ripresa Ventura cerca di cambiare qualcosa dentro Surraco per uno spento Stevanovic, ma è sempre la formazione abruzzese a fare il match con uno scatenato Insigne, qui il destro a cercare l'incrocio dei pali, ma pallone che termina al lato. Poi la gara attraversa una fase di stanca, ma Zeman e la curva biancoazzurra può essere ampiamente soddisfatta. Al 69° Nielsen per Immobile con il suo destro troppo esterno, ma ancora una volta attacca meravigliosamente la profondità la squadra di Zeman. Al 72° Caprari inserito per Immobile sinistro che sibila al lato di Benussi. Passano 35 secondi e è ancora Pescara sull'errore di Iori. Insigne si trova a tu per tu con Benussi, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Da qui si può rivedere l'errore di Iori che spiana la strada ad Insigne in un momento di forma semplicemente straordinario. L'ultimo lampo della giornata lo regala Sgrigna, tocco sotto, pallone incrociato, la deviazione di Ragni, quella di Capuano, anche quella del palo, prima che Surraco spedisca alle stelle per rimettere in carreggiata la formazione di Ventura, ma è un Torino deludente rispetto a un Pescara invece stellare. Finisce 2-0 per la formazione di Zeman, Pescara in festa, si gode il primato e condanna il Torino a soffrire invece fino alla fine per guadagnarsi sul campo la promozione diretta.